King del rap italiano, Fabri Fibra, che si è esibito sul palco di Maiano infiammando un pubblico eterogeneo di 4.000 fan. Andrea Saule. Al mio 3 voglio sentire il massimo del casino che è riuscito a fare. 1, 2, 3. Gli applausi per Fibra sono più scontati del titolo di una delle sue hit più famose. A Maiano, alla 65esima edizione di uno dei festival musicali più longevi in Italia, Fabri Fibra ha portato le rime, le sonorità, il flow inconfondibile e le provocazioni di oltre 20 anni di carriera. Dagli inizi con visioni violente, quasi paranoiche, tipiche dell'Eminem di Senigallia, alle più ballabili canzoni più recenti con collaborazioni con artisti pop. Il pubblico, 4.000 fan entusiasti, si scalda con In Italia, inno qualunquista sul bel paese, originariamente scritto con Gianna Nannini e poi rifatto l'anno scorso quasi integralmente. Il rap di Fibra è politicamente scorretto e schierato, anche se non si sa bene dove, e questo piace a un pubblico eterogeneo per età e background. Nelle 30 canzoni della scaletta, tagliata d'arte, c'è cultura, controcultura, titolo di uno dei suoi album più riusciti, e autoironia, e nessun cenno al materialismo spinto spruzzato di macismo che si trova nei testi dei colleghi più giovani. Ad accompagnare Fabri Fibra sul palco, nell'unica tappa in regione del suo tour, una leggenda dei piatti come DJ Double S, coprotagonista dello show con i suoi scratch squisitamente anni 90.